Nuove disposizioni da parte del Presidente del Consiglio Conte per cercare di arginare l'aumento del Covid-19 che in questi ultimi periodi sta notevolmente aumentando. Ieri sera l'annuncio nel corso di una conferenza stampa. Tra le norme in particolare rilievo quelle relative ai sindaci che potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21 e le chiusure di vie e piazze dove si creano assembramenti. Le attività di ristorazione inoltre sono consentite dalle ore 5 alle ore 00 a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli, se non è previsto ai tavoli fino alle ore 18. Le consegne a domicilio invece sono consentite senza nessun vincolo. Nelle sale da gioco, le sale scommesse, l'apertura sarà limitata fino alle ore 21. Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset fondamentale per il nostro Paese. Per le scuole secondarie di secondo grado verranno favorite modalità ancora più flessibili dell'organizzazione delle attività didattiche. Per lo sport vietato quello da contatto a livello amatoriale, non sono consentite gare e competizioni delle gare agonistiche di base, consentite le attività individuali e le attività sportive professioniste. Incrementeremo anche la modalità per fare corso allo smart working per ciò che riguarda il lavoro. Per le palestre daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto. Siamo consapevoli che imporremo sacrifici, ha affermato Conte, agli imprenditori e agli operatori economici che subiranno gli effetti negativi di queste misure, ma c'è l'impegno del Governo a ristorarli. Sulle nuove disposizioni di legge è intervenuto Leoluco Orlando, presidente di ANCI Sicilia, il quale ha affermato che il governo nazionale non può minimamente pensare di scaricare sui sindaci le sue responsabilità, dopo mesi durante i quali il ruolo delle amministrazioni locali è stato a dir poco sottovalutato. Se il governo, per Orlando, valuta come sempre che sia dal contenuto del decreto che la situazione in Italia sia grave e stia ulteriormente peggiorando come in altri paesi d'Europa, si assuma le sue responsabilità come hanno fatto altri governi europei. Se si valuta la necessità di una sorta di lockdown notturno che somiglia molto al coprifuoco, il governo lo decreti e disponga chi, come e con quali forze deve effettuare i controlli. Conclude Orlando affermando basta con il gioco al massacro contro le amministrazioni locali. Abbiamo appena approvato un nuovo DPCM, frutto di un intenso dialogo non solo al nostro interno con i ministri, le forze di maggioranza, ma anche con le regioni, gli enti locali e il comitato tecnico scientifico. Ho appena informato anche i presidenti dei due rami del Parlamento e i leader dell'opposizione. Questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare questa nuova ondata di contagi che sta interessando severamente non solo l'Italia ma l'intera Europa. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il Paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto che finirebbe per compromettere severamente l'intero tessuto economico. Peraltro, il terzo trimestre che si è appena concluso segnala una ripresa vigorosa a beneficio del nostro Paese, migliore di quella francese, tedesca, spagnola. Ma vi riassumo le nuove misure. I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, consentendo l'accesso solo a chi deve raggiungere esercizi commerciali o abitazioni private. Tutte le attività di ristorazione, tutte, pub, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle ore 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Se il consumo non è previsto ai tavoli, allora è permessa la somministrazione solo fino alle ore 18. Invece le consegne a domicilio sono consentite senza vincolo di orario, l'asporto è consentito sino a mezzanotte. Nei ristoranti si potrà stare per un massimo di 6 persone al tavolo, per tavolo, singolo tavolo, e tutti i ristoratori dovranno affiggere all'esterno dei locali
il numero massimo di persone ammesse nel locale in base ai protocolli di sicurezza. Nessuna limitazione di orario invece è prevista per i servizi di ristorazione negli ospedali, negli aeroporti, lungo le autostrade. Nelle sale gioco, nelle sale scommesse, sale bingo, l'apertura sarà limitata sino alle ore 21. Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset fondamentale per il nostro Paese. Per le scuole secondarie di secondo grado, intendo licei, tecnici, istituti tecnici e professionali, verranno favorite però modalità ancora più flessibili di organizzazione dell'attività didattica, con ingresso degli alunni a partire dalle ore 9 e se possibile anche con turni pomeridiani. Per le università anche è previsto che le università stesse, con il coinvolgimento dei comitati universitari regionali, attuino dei piani di organizzazione della didattica in funzione delle esigenze formative e anche dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale. Rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale e non sono consentite gare, competizioni dell'attività sportiva dilettantistica di base. Saranno però consentite attività in forma individuale e rimarrà consentita, come già adesso, l'attività sportiva a livello professionistico afferente alle varie federazioni. Sono vietate sagre, fiere locali, mentre restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale. Sono sospese tutte le attività convegnistiche, quelle congressuali, salvo che si svolgano con modalità a distanza. Incrementeremo anche, con un provvedimento della Ministra Dadone, le modalità per fare ricorso allo smart working, quindi al lavoro a distanza. Per quanto riguarda le palestre, c'è stato un intenso dialogo, ovviamente con il coinvolgimento anche del competente giudizio del Comitato Tecnico Scientifico. Non ci sarà ragione di sospendere e di chiudere le palestre, altrimenti la settimana prossima, lo preannuncio con molta chiarezza, saremo costretti a sospendere anche l'attività sportiva che si svolge al chiuso nelle palestre e nelle piscine. Siamo consapevoli che imporremo sacrifici economici agli imprenditori, agli operatori economici che subiranno effetti negativi di queste misure. C'è l'impegno del Governo a ristorarli.